Il nostro giro per la città di Udine, per i Friuli, per scoprire i particolari e le caratterizzanti di questa nostra città e di questa nostra regione, comincia proprio qui, dall'Osteria all'Allegria. Siamo in via Grazzano a Udine, di fronte alla chiesa di San Giorgio, un luogo storico. Siamo con il signor Emilio, che è il titolare e che è un po' l'anima di questo luogo, che è un luogo di incontro e non soltanto un luogo di ristorazione. E allora cominciamo proprio con questo luogo di incontro. Emilio, quando è sorto? Allora, ufficialmente la prima licenza, come si chiama, l'originale, è come la nostra password, 1890. Era un'osteria, era divisa soltanto in questi due pezzi qua, il fogolar faceva da cucina, il bar che tu vedi così era diverso perché il bancone non era lì ma era messo così, e in quei tempi non so chi l'ha gestita perché io sono del 61 e sono più di 60 anni che sono in via Grazzano. Posso raccontarti però il pezzo di storia che io conosco, che dal dopoguerra verso il 48-50 ha gestito qui Pieri Castellani. Pieri Castellani sarebbe l'attuale nonno di Castellani Impianti, Giuseppe Castellani, che fa impianti termoidraulici. In quel periodo Pieri Castellani, che gestiva l'ambiente, faceva anche il sacrestano in chiesa, quindi è stata soprannominata Almuini. Ok? Il nome originario è sempre stata Allegria. Nel tempo poi è passato il Muini, tanto è vero che tutta Udine, persone di una certa età, la riconoscono come Almuini. Passato questo periodo, nel 1960 ha rilevato l'azienda mio zio di Leonardo Mario insieme a sua moglie Nidia. Lei faceva la cuoca e hanno tenuto il locale fino al 1980. Nel framezzo c'è stata una gestione di passaggio di un paio d'anni, però di transizione così. Noi siamo subentrati nell'81 precisamente e abbiamo rilevato da nostro zio l'attività d'azienda. I muri erano di proprietà della chiesa di San Giorgio e noi piano piano abbiamo fatto un'espansione ridotta. Prima abbiamo messo a posto delle cose, fatto quant'altro. Abbiamo sempre mantenuto la cucina friulana, abbiamo sempre ospitato donatori di sangue, l'UOA, 3 squadre di calcio. L'UOA che è nata, mi dicevi prima, fuori onda, è nata proprio qui all'Allegria, in una stanza in fondo del 1925, infatti si chiama UOA 1925. È sempre stato il loro punto di ritrovo e quindi diciamo questo ambiente è sempre stato il punto di riferimento anche di un tessuto sociale diverso che era via Grazzano. Non dimentichiamo che via Grazzano non era una via commerciale come è attualmente, ma era una via di artigiani. C'erano 3 falegnami, c'era il marmista, vetraio, lattonieri, riparatori di bilance, riparatori di biciclette, erano 2 negozi di biciclette, 3 negozi di alimentari, la drogheria, ma era tutta una via di artigiani, tanto è vero che tu se avevi bisogno di trovare l'elettricista, il fabbro, il falegname, venivi all'Allegria verso le 5 pomeriggio che finivano tutti di lavorare e davanti a un bicchiere potevi risolvere i tuoi problemi, fare un affare, tutte queste cose qui. Ecco perché io l'ho presentato appunto come luogo di incontro e appunto mi chiedo, come ti chiedevo prima fuori onda, no? Se tu sei il titolare, ma in realtà tu sei l'anima dell'Allegria, al di là dell'anima siamo in 2, siamo io e mia sorella. Inizialmente eravamo in 3 perché quando è stata rilevata l'attività abbiamo rilevato io, mia sorella e mia madre, che mia madre faceva la cuoca al vecchio San Marino, e dai nostri zii. Noi praticamente con i nostri zii qua dentro ci siamo cresciuti perché inizialmente nostra madre dava una mano a sua cognata in cucina, che anche le ha un po' insegnato a fare da mangiare, e poi si è staccata. Ma io per esempio quando andavo a scuola alle elementari, anche mia sorella, venivamo qua
Quindi una presenza nel borgo assolutamente storicizzata nel diciamo tempo. che ho la fortuna di ricordarmi tante persone e conosco tanti eventi e tanti aneddoti del borgo. Ecco, Uno degli aneddoti è quello di Mario Blasone, il celebre allenatore di pallacanestro, che si è improvvisato artista, forse neanche tanto improvvisato perché è molto bello. Io ho voluto dargli spazio, questo spazio che è stato occupato da lui con questo disegno che richiama anche la roggia, perché anticamente molti udinesi non lo sanno, ma c'era anche la roggia che attraversava. Che è stata chiusa, mi sembra, nel 55-56, quegli anni lì. Ecco, poi se vuoi sapere, ritornando adesso all'attuale diciamo, dimensione dell'Allegria, l'Allegria è stata sviluppata, costruito anche 21 camere e un albergo. È diventato un albergo da qualche anno. C'è la ristorazione, è rimasta comunque l'osteria, nessuno ha voluto stravolgere niente. Diciamo che lo scettro della cucina, che prima era di mia mamma, ce l'ha la Deborah, mia figlia, che è cresciuta, ha fatto le scuole, ha fatto le esperienze, e attualmente è lei, diciamo, Deborah, Angela e Emilio, quindi questo è il trittico dell'osteria all'Allegria. Esatto. Quando si parla di osteria viene in mente qualche cosa di molto locale, di molto friulano, anche veneto se vogliamo, perché l'osteria è nata nell'ambito della Repubblica Serenissima di Venezia, ecco. Ma naturalmente per quanto riguarda l'osteria all'Allegria c'è una componente di udinesità che è proprio radicale. Sì, c'era l'incontro anche della politica, no? Ai tempi di Asutti, Comelli. Sì, veniva considerata la sede della democrazia cristiana, lo diciamo anche questo, negli anni 70. Ai tempi che era giovane, che poi è morto anche giovane, Johan, per dirti, era diciamo, fra virgolette, il portaborsetta di Comelli Antonio a quei tempi, ecco, che era appena... Sì, che era stato il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, il secondo presidente dietro Berzanti. Ecco, insomma, l'Osteria all'Allegria ha un richiamo storico di assoluta forza, ma io la definisco proprio forza, perché è una componente della socialità della città di Udine e probabilmente del Friuli, della quale, come abbiamo sentito, Emilio è pienamente consapevole. Come in tutte le circostanze giornalistiche, anche questa volta ti chiedo qual è la prospettiva di questo luogo, che continua a essere luogo di ristorazione, luogo di incontro, luogo anche di appoggio per coloro che passano, turisti o comunque operatori economici che trovano qui una camera proprio, che trovano qui un ambiente e se c'è anche qualche cosa di più nel vostro futuro. Ma il nostro futuro, per attualmente ci fermiamo un attimino qua, anche perché cerchiamo di godere quello che abbiamo creato, perché è anche giusto per trovare un periodo per godere quello che si è creato e quindi far vivere questi bellissimi arredi fatti con i nostri materiali friulani, e abbiamo voluto proprio conservare, diciamo proprio anche nella costruzione, il classico chilometro zero. Ecco. Noi continuiamo a svilupparsi e evolvere, anche perché facciamo anche dei servizi di catering esterni quando ci sono delle manifestazioni. Ecco, anche questo servizio va riconosciuto e ricordato, il catering esterno dell'Allegria. Sì, perché comunque tu sai che qua vicino gravitano associazioni, che c'è adesso il collegio dell'università e molte cose. Poi c'è qui a Grazzano c'è il collegio dei notai, il collegio dei geometri, il collegio dei commercialisti, sì, voglio dire, c'è abbastanza richiama parecchie persone, e comunque sono tutte persone che, essendo un'attività, coinvolgono anche il settore politico, regionale e quant'altro, no? E quindi, essendo vicino, rimane sempre una casa che può ospitare i loro incontri e i loro aperitivi, che negli aperitivi si fanno le storie. E allora, come si suol dire, buon lavoro. Lasciamo l'ultima domanda al direttore di Udinese Life, Gianni Strizzolo. Era famoso questo borgo anche perché era chiamato Borgo dei Cross? Sì, Borgo dei Cross, perché anzi sarebbe Borgo dei Crotars praticamente, che i Crotars sarebbero coloro i quali vanno a prendere le rane, e quindi qua per anni è stata
fatta la manifestazione, diciamo la sagra, la festa delle rane, che io mi ricordo fin da bambino, e posso anche dire che da quando avevo 18 anni, 19, quando si è insediato Don Pietro Biasatti come parroco, mio ex insegnante al Marignani, ha voluto avermi come presidente per rilanciare la festa, che io con lui l'ho rilanciata per diversi anni, quindi si parla nell'82, proprio nell'82 quando lo si è insediato, che abbiamo anche ricostruito come era la Roggia una volta con queste cose qui nella via, e abbiamo fatto quello che normalmente si faceva, quindi anche i giochi con i bambini, il palo della cuccagna, la rottura delle pignate, le carriole con le ruote, con le rane, tutte quelle cose lì. Dopo chiaramente le cose cambiano, le difficoltà crescono, il traffico aumenta, ci sono difficoltà a chiudere le strade, anche perché adesso attualmente via Grazzano è una via di accesso al centro che non può essere sicuramente chiusa, e quindi se si volesse riprendere in mano un attimino e riproporre questa festa, lo spazio sarebbe esattamente dove è nata, quindi dietro la chiesa, perché dietro la chiesa, dove c'è il parcheggio sotterraneo e sopra c'è quello spazio verde, potrebbe essere utilizzato assieme al teatro, visto che la chiesa ha la possibilità di utilizzarlo un mese all'anno, di poter rimettere in piedi le cose. Ma per fare questo ci vorrebbe una collaborazione di forze anche fresche, giovani, e soprattutto che, diciamo, il titolare della parrocchia, quindi il prete, apra un po' le porte a questa iniziativa, perché diciamo i laici non è che possono fare tutto da solo, c'è bisogno di un supporto della Chiesa, perché è giusto, perché è partita proprio, la festa è nata con la Chiesa, ecco, questo è quant'altro. L'ultima domanda, lei negli anni insomma ha visto tutta la dieta, ciò che si mangiava, può magari raccontare la differenza che c'erano, non so, 50 anni fa, che si mangiavano più rane o più tipologie di... Boh, sai, allora è un discorso complesso, perché per dirti anche la ringa era un piatto povero, il baccalà era un piatto povero, poi nel mercato quando sono subentrati altri richiedenti tipo gli arabi il baccalà è andato alle stelle, e quindi tu sai che nel mercato quando aumenta la richiesta aumenta il prezzo e non c'è niente da fare. Poi discorso come tripe, musetto, il frico, quelle cose lì, la pasta e fagioli che trovi attualmente, cialcions, le pappardelle con le selvaggine le trovi attualmente adesso, chiaramente sono piatti che hanno che li ha vissuti una generazione, quindi anche i giovani, non è stato trasportato tutti i giovani, quindi se tu dai un piatto di trippa a un giovane si alza, scappa che non sa che cos'è, no? Oppure gli fai da mangiare anche le lumache, che roba è, no? Capisci? Poi se gli hai anche le rane, figuriamoci. È vero, anche si mangiava anche i testicoli di toro una volta. Quest'ultimo, comunque, questa ulteriore domanda nasce dal direttore di Udiese Life dietro le camere, perché noi stiamo facendo una ricerca sulla dieta mediterranea, che è una ricerca che nasce nell'ambito dell'UNESCO, sì, e di un progetto particolare seguito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. E quindi, allora, anche se avevamo detto che era l'ultima domanda, facciamo finta che sia la penultima, direttore, l'ultima gliela faccio io. Qual è il piatto tipico che si può assaggiare all'Allegria? Ma ogni giorno? Ogni giorno. Tutto l'anno? Ma diciamo tutto l'anno. I cialcions di Timao, con la ricetta di Timao, e la pasta e fagioli sicuramente, e il frico sicuramente. E ancora una volta, chiaramente poi si sa, l'eccellenza del prosciutto crudo, quelle cose lì non mancheranno mai, ecco. E ancora una volta dunque una pagina di storia della cucina. Dunque buon lavoro, arrivederci e grazie. Grazie a te, ciao, ciao Mandi.